dell'ente pubblico o delle società di gestione del servizio. Si propone quindi di non approvare la mozione, in quanto trattasi di materia che richiede approfondimenti da demandare agli uffici e non appaiono percorribili soluzioni di favore per le famiglie che contemplino dilazioni del termine con partecipazione alla spesa o accesso a forme di credito comprovate con l'amministrazione. Grazie. Proprio gruppo Favaro. Allora, nel merito della risposta dell'assessore Comisso, posso concordare sul fatto che non sia necessario adeguare il regolamento comunale per la fognatura, in quanto prevalente la norma regionale. Tuttavia, e quindi può risultare superfluo questo adeguamento, come dice l'assessore. Tuttavia, un caso simile, sempre della stessa frazione di San Giorgio, cita tra le norme di riferimento, cita di fatto il vigente regolamento comunale di fognatura ed applica, tra l'altro, i tempi previsti da questo regolamento, cioè i 180 giorni. Quindi, se non si vuole adeguare il regolamento, se non si vuole mettere mano a modificare il regolamento, l'importante è che il Comune concordi con ASI quale sia la norma da tenere a riferimento e quindi arrivi auspicabilmente a concedere un anno di tempo per l'adeguamento degli scarichi fluviali. Poi rispetto alla seconda motivazione, ossia gli risvolti penali relativi all'inquinamento dei corpi idrici superficiali. Io credo che l'amministrazione dice dobbiamo prenderci tempo per fare le verifiche ulteriori rispetto appunto a questi rischi e a questi risvolti di tipo penale, perché appunto le norme sull'inquinamento delle acque sono cogenti e stringenti. Tuttavia io avendo protocollato questa mozione il 14 novembre scorso per il Sandosi il 20 dicembre, ritengo che più di un mese di tempo l'amministrazione l'abbia avuto per fare queste verifiche sulle eventuali ricadute di tipo penale. E quindi mi pare un po' pretestuoso questo aspetto, anche perché questa motivazione, anche perché quel che fa fede rispetto ai rischi che possono essere corsi dal cittadino privato, come ha citato lo stesso vice sindaco, fa fede la data di avvio del procedimento. Quindi il fatto che la norma regionale metta a disposizione un anno, il fatto che si dia tempo per avviare il procedimento, ossia la presentazione degli elaborati tecnici all'ufficio comunale o all'ASI, nei casi, fa vedere quella data, o comunque la data, la norma tecnica del piano acque dice un anno dal rilascio dell'autorizzazione dell'avvio lavori, quindi dall'approvazione degli elaborati tecnici, cambio il regolamento degli scarichi. Quindi la tempistica per poter evitare problematiche di tipo penale, la tabella di marcia stabilisce il Comune di concerto con ASI o ASI di concerto con il Comune. Questo penso sia sufficiente per mettere a riparo i cittadini da possibili problemi. Tutto però, sì, mi fa piacere che ci sia una condivisione di fondo, perché mi pare di aver accolto questo nella risposta del vice sindaco. Mi pare di aver colto che l'amministrazione intende farsi carico del problema, perché condivide sostanzialmente i contenuti gli obiettivi di questa mozione. Io sono anche disposto eventualmente a sistemarla se vi sono dei passaggi, a inventare questa mozione, se vi sono delle imprecisioni, come lei ha detto, o dei riferimenti errati all'interpretazione delle norme. Mi dispiace che appunto pur essendoci questa condivisione di fondo da parte dell'amministrazione, alla fine
maggioranza arrivi a esprimere un voto contrario. E qui mi pare, insomma, non riesco a capire il senso di questa posizione. Grazie. Risponde l'assessore Commisso. Ci sono delle decisioni che non sono sostanziali. Lei fa riferimento all'articolo 20, mi pare, che è relativo alle nuove costruzioni. Quindi alle nuove costruzioni si danno 180 giorni di tempo per l'allacciamento, ma quello non è un problema. Non è stato, dico anche che l'articolo che doveva citare lei è del 35, che si riferisce alle vecchie costruzioni e che porta sempre 180 giorni. Tuttavia, certo, non c'è dubbio che fa fede la legge sovraordinata, cioè il piano di tutela delle acque, che è regionale e che è successivo, cioè non si è mai presentata finora l'occasione di dover attuare il nostro regolamento, lo faremo. Siamo solo in guardia il fatto di carattere che è intervenuto nel frattempo di carattere penale che hanno, come dire, i ritardi nella realizzazione degli allacciamenti. Un'altra precisione che è un po' importante è quella che lei dice essere un costo di 5.000 euro. Questo è un dato un po' abbastanza aleatorio. Noi abbiamo fatto un calcolo che ci sono circa 300-280 stacchi, allacciamenti da fare, cioè il tubo della finatura è arrivato fino, ne hanno piazzati circa 300, diciamo, a confine con le proprietà. E ci sono delle proprietà che sono sfortunate perché devono allacciare, magari hanno uno scarico sul retro della casa, per cui devono fare uno scavo un po' più lungo, ma molte sono molto più pratiche nella loro realizzazione. Qui individuiamo anche rispetto ad altri cittadini di Caore che nei tempi si sono allacciati una specie di iniquità nel favorire una parte piuttosto che altra. Qui riteniamo, visto che noi abbiamo fatto 2 incontri 2 anni fa nel 2014 a presentare il progetto ai cittadini di San Giorgio. La prima volta c'erano forse 4 o 5 vecchietti, eravamo più noi di ASI, il comune di Caore che non i cittadini, la seconda volta ce n'erano un po' di più. Il problema degli allacciamenti è stato affrontato. Forse proprio perché è un periodo di crisi, anche per le ditte, per le aziende, per gli artigiani che fanno questo lavoro, si era convenuto che è più facile se i singoli cittadini si coalizzano in gruppi per vie, oppure se vanno a trattare in più persone, più soggetti con le singole ditte e spuntare prezzi sicuramente più convenienti. Questo era il livello di interessamento a cui ci siamo fermati, poi possiamo entrare nel merito di trattative fra un'azienda e l'altra. Capogruppo Miolo. Grazie Presidente. No, volevo far sentire che anche noi ci uniamo come gruppo ai contenuti di questa mozione che viene proposta dal consigliere Faro, pur ben capendo anche quelle che sono le problematiche che si evidenziata dal vice sindaco, e quindi auspichiamo che ci sia un rapporto, diciamo, diretto con l'ASI affinché si possa in qualche modo cercare di concordare insieme a loro di far vedere quantomeno meno nelle missive, nelle diciture il riferimento ad una norma che non ormai soppiantata, mi pare che questo sia, e di questo andiamo grazie. Approfitto anche perché credo, essendo arrivato all'ultimo punto di discussione dell'ultimo consiglio comunale di quest'anno, e visto che ho la parola, volevo fare i miei intervenuti, i nostri intervenuti come gruppo, sia al sindaco della sua famiglia, che agli assessori comunali delle loro famiglie, a tutti i consiglieri della maggioranza della loro famiglia e anche ai consiglieri dell'opposizione. E anche un augurio particolare di buone vacanze e buone feste al segretario. Grazie. Procediamo al capogruppo Favaro. Quindi in sintesi, se ho ben capito il vice sindaco, possiamo tranquillizzare i cittadini nel senso di far loro giungere questa informazione, che da quando arriveranno le lettere dell'ASI ci sarà un anno di tempo a disposizione per
gli allacciamenti e adeguamenti degli scarichi. Io, come ha fatto il capogruppo Miolo, innanzitutto ricambio gli auguri ricevuti dal capogruppo e a mia volta rivolgo i nostri auguri a nome del gruppo Liberi e Trasparenti a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Cava. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 4. Voti contrari? 12. Astenuti 0. Il Consiglio respinge la mozione. Esauriti gli argomenti del capogruppo Lomassaro. Ringraziamo i capogruppi delle minoranze per gli auguri e ricordiamo anche le vostre famiglie. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale e auguro a tutti buone feste. Grazie.